Buongiorno, inizia con questo una serie di mini video con cui cercherò di spiegarvi come scrivere quanto meglio possibile in napoletano. Dico quanto meglio possibile, non perfettamente, per il semplice fatto che attualmente, mi dispiace dirlo, ma non c'è mai stato finora e attualmente non c'è nessuno che sappia scrivere correttamente in napoletano. Sembra una cosa azzardata, ma purtroppo è la verità. Perché? Per scrivere correttamente in una lingua bisogna che ci sia una lingua codificata, cioè si scrive così e non si scrive così, così come c'è nell'italiano. Io ho fame, si mette la H prima della O, è un accordo fra tutti gli studiosi che hanno costituito la lingua italiana per differenziare da Giorgio O Maria, che si scrive la O senza niente, oppure dall'esclamazione "Oh, che bel ragazzo", la O si mette O e poi con la H, per differenziare queste tre O che sono uguali. È stato un accordo che gli studiosi si sono accordati, hanno codificato così la lingua italiana. In napoletano questo non è mai stato fatto, quindi troviamo diciamo l'80% del napoletano troviamo che lo si scrive in linea di massima in modo uguale, mentre il restante 20% ogni studioso, ogni insegnante lo mette in una maniera. Come si deve fare per avere una codifica, un napoletano standard uguale? Scusate. Come bisogna fare? Bisognerebbe che molti studiosi, o almeno tutti gli studiosi, i migliori studiosi della lingua napoletana, si riunissero in accademia e stabilissero queste regole. Purtroppo questo non si fa e allora in giro ci sono diversi studiosi molto più preparati di me che insegnano il napoletano. Purtroppo un 80% è uguale, lo insegnano uguale, quell'altro 20% chi dice che è giusto scrivere in una maniera e chi dice che è giusto scrivere in un'altra maniera. Quindi inizia con questo una serie di video in cui appunto voglio insegnarvi quell'80%, poi il restante 20% ne parliamo in modo che vi fate il vostro punto di vista e se un domani poi veramente si costituisse questa accademia, che ce l'auguriamo, potrebbe essere interessante per voi partecipare a tutti questi dibattiti, questi incontri, queste conferenze che poi certamente ci saranno. Vabbè, finisco con questo video di presentazione e poi incominciamo con le varie singole lezioni. Ciao!